In Veneto i consumi non crescono. La previsione dell'Osservatorio Economia e Territorio di CNA Veneto, che appena 3 mesi fa stimava un aumento vicino al 2% nel 2023, si è più che dimezzata, 0,7. Si tratta di un fenomeno legato soprattutto all'aumento dei costi energetici e di alcune materie prime e ad un'inflazione arrivata a percentuali che non si vedevano dagli anni 70. Ed è un fenomeno estremamente preoccupante per quel fitto tessuto di piccole e microimprese venete che operano per gran parte nel mercato interno. Auspichiamo quindi che la politica del governo, in linea con le nostre richieste, possa incrementare il potere d'acquisto delle famiglie, agendo ad esempio sul cuneo fiscale, agendo come è stato fatto sul decreto lavoro, trovando altri interventi che possano andare incontro alle esigenze delle famiglie. Ribaltate in positivo invece le previsioni sul PIL regionale, dato appena lo 0,6% a gennaio e oggi praticamente raddoppiato, 1,1, anche se non è tutto oro quello che luccica. Prosegue il calo delle imprese, sia per quanto riguarda il complessivo totale delle imprese, sia per quanto riguarda il sottogruppo delle imprese artigiane. Invece sul versante dell'occupazione ci sono dati a luci e ombre. Abbiamo i dati definitivi del 2022 che ci dicono sostanzialmente una buona crescita rispetto all'anno precedente e questa crescita ci ha consentito di sostanzialmente arrivare al periodo pre-pandemico. Se i consumi interni languono, chi lavora con l'estero va a gonfie vele. Il risultato del PIL regionale, infatti, è anche frutto delle filiere di piccole imprese legate all'export, imprese che però non vanno lasciate sole. Serve un accompagnamento importante perché comunque la competizione nei confronti dei nostri principali competitor, che sono le regioni europee, che crescono con dinamiche molto più ampie delle nostre, è necessario accompagnarla, soprattutto nei temi del digitale e della transizione energetica ed ambientale.